Camera il discorso del Premier nel giorno del voto di fiducia al governo, facciata a Salvini, basta arroganza nelle parole, proclami roboanti, e poi sia l'autonomia, avanti con l'autonomia ma senza divari nord-sud. Intanto davanti a Montecitorio la manifestazione di Fratelli d'Italia. E stasera alle 21:15, puntata da non perdere a Ring, ospite il governatore Zaia per parlare delle sfide del Veneto nei prossimi mesi, a partire proprio dal braccio di ferro col nuovo governo sull'autonomia. Una domenica da dimenticare, le prese con il maltempo, disagi soprattutto nel veneziano, nel padovano e in alcune zone della Marca. Finisce l'arresto domiciliare dopo aver picchiato la compagna 48enne, tenta il suicidio ma lei lo salva, cade nel padovano a Monselice. Il primo giorno di scuola, l'11 settembre, i ragazzi dell'Itis Galilei di Conegliano insieme a genitori e insegnanti scenderanno in strada e bloccheranno la Pedemontana per protestare contro le condizioni in cui versa la scuola. Atto vandalico contro la statua dell'Alpino a Paderno del Grappa, ignoti hanno strappato il tricolore usandolo come sciarpa per il monumento, la denuncia della sezione locale delle Penne Nere. Cane pastore resta imprigionato in una canaletta di una cartiera a Carmignano di Brenta, l'animale salvato dagli operai. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati, buon inizio di settimana. Questa è la prima edizione dei nostri telegiornali, cioè la politica in primo piano, e ovviamente si guarda a quanto accade a Roma in questi momenti. È il giorno in cui il Premier Conte chiede la fiducia, cioè il voto di fiducia alla Camera sul nuovo governo, il nuovo esecutivo presentato soltanto qualche giorno fa. Il Premier che sta ancora parlando e ha detto diverse cose, si è soffermato su alcuni temi. Tra le ultime parole c'è proprio un riferimento importante che ovviamente il Veneto guarda con attenzione, cioè l'autonomia. Conte ha detto proprio poco fa: è intenzione del governo completare il processo che possa condurre a un'autonomia differenziata, giusta e cooperativa, salvaguardando però il principio di coesione nazionale, di solidarietà e la tutela dell'unità giuridica ed economica. Occorre definire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e i fabbisogni standard attraverso il cosiddetto fondo di perequazione. L'obiettivo è non creare un paese con il divario nord-sud. La linea dunque tracciata è questa: il fondo di perequazione, quindi autonomia giusta e cooperativa. E mentre appunto sembra sempre di più incanalarsi il percorso verso la via emiliana, come è già stato anticipato in qualche modo anche dal neo ministro agli affari regionali Francesco Boccia, ovviamente le attese del Veneto sono diverse. Ma non ha detto soltanto questo Giuseppe Conte, ha parlato anche della novità, è tornato a ribadire la novità del progetto politico nuovo, del nuovo esecutivo, e ovviamente è tornato anche a parlare, non chiamando ovviamente in causa direttamente Salvini, ma le parole che dice riguardo al linguaggio, ovviamente, che sentirete fra pochissimo, sono chiaramente rivolte alla leader della Lega. Allora sentiamo un brevissimo estratto del discorso del Premier Conte alla Camera, tuttora appunto in corso. È un progetto politico di ampia portata, se mi permettete anche culturale. Vogliamo volgerci alle spalle il frastuono dei proclami inutili, delle dichiarazioni bellicose e roboanti. Io e tutti i miei ministri prendiamo il solenne impegno, oggi davanti a voi, a curare le parole, ad adoperare un lessico più consono, più rispettoso. Prego. Un lessico più consono, più rispettoso delle persone, della diversità delle idee, equilibrio e misura, sobrietà e rigore, affinché i nostri cittadini possano guardarci con rinnovata fiducia. Questo progetto politico segna l'inizio di una nuova, che confidiamo risolutiva, stagione riformatrice. Nuovo è nella sua impostazione, nuovo è nel suo impianto progettuale, nuovo nella determinazione a invertire gli indirizzi meno efficaci delle pregresse azioni, nuovo nelle modalità di elaborazione delle soluzioni ai bisogni dei cittadini, alle urgenze che assillano la società, nuovo nel suo sforzo di affrontare con la massima rapidità le questioni più sensibili, più critiche.
Queste dunque le parole, ovviamente solo un brevissimo estratto di quanto detto, poi Conte si è soffermato sul programma, ha parlato di scuola, ha parlato di lotta all'evasione fiscale, ha detto che nel primo giorno utile del calendario ci sarà la votazione sul taglio dei parlamentari e molto altro ancora. All'esterno però di Montecitorio andava in scena, ed è tuttora in scena, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia, anche se non ci sono colori politici ma solo tricolori, contro il governo, appunto. C'è anche una nutrita delegazione veneta dal Veneto per questa manifestazione davanti a Montecitorio. Eccoli una parte di Veneti, riconoscete il segretario regionale e il coordinatore regionale Berlato. C'era anche Elena Donazzan. Sentiamo un breve estratto allora dell'assessore regionale Donazzan in piazza, appunto, davanti a Montecitorio. Noi abbiamo la necessità di dire che questo è un governo che nasce contro il volere del popolo italiano. Solo poche settimane fa abbiamo votato per gli europei e abbiamo detto vogliamo cambiare l'Europa, vogliamo l'interesse dell'Italia e degli italiani, vogliamo che questo sia un governo che paghi alla parte produttiva dell'Italia. E invece è un governo senza ministri del Nord, che non tratta assolutamente i temi economici, che si è piegato al potere dei poteri forti europei, quelli che ci hanno sempre messo i piedi in testa. Allora questo è il nostro no serio, è un no per il tricolore, è un no per l'Italia. Queste le parole di Donazzan. Intanto sull'autonomia interviene proprio pochi istanti fa il neo ministro degli affari regionali Francesco Boccia. L'abbiamo parlato qualche giorno fa, ribadendo sostanzialmente che la via dell'autonomia per il nuovo governo è quella emiliana, sostanzialmente con meno materie richieste da quella del Veneto. Sentite le sue parole: l'autonomia la vogliamo tutti, dice Boccia, ma deve essere nel pieno rispetto della Costituzione. Non ci può essere un'autonomia unilaterale proposta da chi non vuole ascoltare le ragioni degli altri. Quel modello di autonomia differenziata si era arenato proprio di fronte alle difficoltà e ai contrasti sorti nella vecchia maggioranza. Anzi, ricordo che sulla scuola le posizioni del presidente dell'Emilia Bonaccini coincidevano con quelle del premier Giuseppe Conte. Questo è il discorso di Boccia, niente diktat dalle altre regioni. Ovviamente il riferimento è anche al Veneto. Zaia ha in parte già risposto sabato, venerdì, alle prime parole da ministro di Boccia, dicendo la Costituzione noi la rispettiamo. Vedremo allora come risponderà a queste ulteriori parole del neo ministro, e lo vedremo questa sera a Ring, perché questa sera alle 21:15 è una puntata da non perdere del nostro talk show del lunedì, perché ospite è proprio il governatore Luca Zaia, che parlerà un po' delle sfide dei prossimi mesi per il Veneto. Ovviamente in primo piano ci sarà l'autonomia e il braccio di ferro che già si sta consumando con il nuovo esecutivo, ma poi anche tante altre tematiche, ovviamente le grandi opere, le Olimpiadi, la sanità, senza dimenticare ovviamente le regionali del 2020, ma ovviamente in primo piano il percorso dell'autonomia. Quindi stasera alle 21:15 la puntata di Ring da non perdere con il governatore Zaia. Intanto si levano prime proteste dal mondo produttivo, dal mondo economico veneto sul governo, con il Federalberghi Veneto che oggi dice l'IVA al 23% per chi paga in contanti negli alberghi è l'incubo di una notte di fine estate. Leggo con sgomento, dice il presidente regionale Marco Michielli, che sarebbe sul tavolo del governo l'ipotesi di un aumento selettivo dell'IVA dal 10 al 23% per reperire risorse, e che il provvedimento riguarderebbe alcuni settori affermati a maggior rischio di evasione. Sembra il parto di un quarto d'ora di follia, attacca Michielli, da archiviare come effetto dell'ultimo solleone estivo che sta però gettando nel panico tutti gli operatori che rappresento. Questo sono le dure parole di Marco Michielli, il segretario, il coordinatore, il presidente regionale di Federalberghi del Veneto. Intanto la CGA di Mestre ha realizzato un'analisi partendo proprio da quel nord che traina il paese, e dice la CGA, a vedere i ministri sembra un po' dimenticato dal governo. Sentite. Non si può non mettere in evidenza il rischio concreto che il profondo nord finisca ai margini dell'azione del nuovo governo Conte. A lanciare l'allarme è il coordinatore dell'ufficio studi CGA di Mestre, Paolo Zabeo. Ovviamente qualsiasi giudizio è prematuro, ma non si può neanche non rilevare come le ultime nomine ministeriali siano poco rappresentative proprio di quel territorio che esprime un peso economico e occupazionale estremamente significativo per la stabilità e la crescita del paese. Al di là della presenza di un ministro dei 5 Stelle bellunese,
il ministro D'Incà. In generale possiamo dire che tutto il nord è stato fortemente penalizzato. Ovviamente insomma è presto ancora per dirlo, bisogna capirlo, lo capiremo dalle misure concrete che questo esecutivo prenderà nei confronti delle tante richieste che in qualche modo sono sollevate dal nord, in particolar modo dalla riduzione delle tasse, dagli investimenti e soprattutto dalle infrastrutture e dall'autonomia. Le categorie produttive venete intanto attendono il governo alla prova dei fatti. Mario Pozza, presidente regionale di Unioncamere, riconosce nei ministri del nuovo esecutivo la presenza di una forte professionalità, ma poi occorrono gli atti pratici. Che ci sia una politica seria, insomma, che quando si decide una cosa la si faccia e la si porti a termine, perché le imprese hanno bisogno di stabilità, hanno bisogno di chiarezza, e se non c'è stabilità e chiarezza ovviamente non ci sono investimenti e non ci sono investitori esteri che vengono ad investire nel nostro paese. Se il rischio è che le istanze venete passino in secondo piano, è anche però vero che la nostra regione non ha quasi mai spiccato per presenze di peso nei governi della Repubblica. Così che è una caratteristica ormai storica, diciamo così, che la rappresentanza nei governi di politici veneti è sempre stata molto contenuta. In parte si era compensato con l'ultimo esecutivo, ma è evidente che con pochi mesi a disposizione si è potuto fare molto poco. Apriamo adesso la pagina della cronaca per fare un po' il punto di quanto avvenuto ieri a Macchia di Leopardo nel Veneto. Parliamo del maltempo, oggi c'è il sole, soprattutto un tiepido sole, ma ieri è stata una giornata un po' da dimenticare su questo fronte, con momenti anche di paura in alcune zone. Ci fa il racconto di questa domenica Ilaria Marchiori da Venezia. Ilaria. Buongiorno da Venezia. Il maltempo ha colpito anche la nostra regione, temporali e rovesci, in alcuni casi anche delle grandinate hanno interessato le aree centrali del Veneto. Grandinate fortunatamente stavolta senza danni si sono registrate nel Padovano, ad esempio a Monselice e Mestrino. La nuova perturbazione con forti venti è stata responsabile anche della formazione di alcune trombe marine segnalate domenica pomeriggio davanti a Rosolina, Punta Sabbioni e a Cavallino Treporti. È stato messo sottosopra lo stabilimento balneare Caio Blanco a Sottomarina con sedie e tavoli rovesciati. La temperatura ha subito un crollo repentino con valori in pianura che sono giunti in serata fino a 13-14 gradi, come insomma si può sentire. Anche l'abbigliamento dovrà cambiare in questi giorni. Neve sulle Dolomiti nella notte, ma da questa mattina è tornato il sole. La perturbazione, secondo quanto riporta ARPAV, ha portato accumuli solo sopra i 2000 metri di quota, con una punta oltre Cortina d'Ampezzo di ben 27 centimetri di neve. Interessate tutte le cime maggiori con effetti più o meno intensi dovuti all'esposizione, così se a Montepiana si sono registrati 16 centimetri, in zona Marmolada tra i 2500 e i 3000 metri l'accumulo è stato di soli 3 centimetri di neve. Interessati anche i passi che sono comunque rimasti aperti. Tuttora però si dovrebbe regolarizzare, almeno per quanto riguarda piogge, grandinate e forti venti. Sulle temperature bisognerà aspettare ancora un pochino. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Adesso la vicenda di un 48enne di arresti domiciliari per aver picchiato la compagna, tenta il suicidio, ma è proprio lei a salvarlo. Sentiamo. Una storia di violenza e maltrattamenti, protagonista una coppia di quarantenni della Bassa Padovana. Un uomo agli arresti domiciliari dopo aver più volte picchiato la compagna ha tentato il suicidio, ma è stato salvato proprio dalla donna. Sabato il 48enne residente a Monselice ha ingerito un mix di farmaci e alcol ed è arrivato in ospedale in ambulanza dopo che qualcuno aveva allertato il 118. A chiamare i soccorsi era stata proprio l'ex maltrattata. L'uomo aveva il divieto di avvicinarsi alla donna ed avere contatti con lei, ma la 42enne lo aveva sentito al telefono e aveva capito le sue intenzioni. La donna si è anche presentata in pronto soccorso e nonostante la presenza di polizie e carabinieri ha abbracciato l'uomo, poi è stata allontanata dalle forze dell'ordine che ora segnaleranno l'accaduto all'autorità giudiziaria vista la misura cautelare violata. A Treviso invece un 22enne viene denunciato per aver palpeggiato la hostess che era in servizio nel volo in cui era a bordo il giovane.
Volo Manchester-Treviso, un passeggero di 22 anni, forse sotto l'effetto di alcol, ha iniziato ad importunare l'hostess mentre stava svolgendo il proprio lavoro, fino a quando, durante uno dei tanti passaggi in corridoio, ha pensato bene di toccare il fondo schiena della ragazza. Immediata la rabbia e lo sdegno non solo da parte dell'assistente di volo, ma degli stessi passeggeri. L'hostess si è subito recata nella cabina ed ha spiegato al comandante quello che era accaduto. Il pilota si è messo in contatto con la torre di controllo dell'aeroporto Canova ed ha avvisato del problema. Quando l'aereo è atterrato a Treviso, ad attendere il giovane c'erano 2 agenti della Polare che lo hanno accompagnato nell'ufficio della polizia aeroportuale, dove è stato identificato. L'hostess ha deciso di sporgere denuncia. Il 22enne ora deve rispondere di violenza sessuale. Nel Vicentino adesso per uno spettacolare intervento dei Vigili del Fuoco a Crespadoro per risolvere una forte perdita di gas GPL. Intervento dei Vigili del Fuoco a Crespadoro per una perdita di gas GPL da un serbatoio interrato da 1000 litri utilizzato da un'abitazione. I pompieri accorsi da Arzignano hanno individuato la perdita da un manometro, ma non potendo intercettare la fuoriuscita di gas è stato deciso di bruciarlo, facendo intervenire il nucleo NBCR, il nucleare biologico-chimico radiologico di Mestre. In pratica, predisposta una conduttura ausiliaria, i circa 500 litri di gas presenti nel serbatoio sono stati fatti bruciare. Un'operazione complessa ma eseguita in sicurezza che ha richiesto molte ore di lavoro. Le operazioni dei pompieri per riportare la situazione sotto controllo infatti sono durate oltre 6 ore. Nuovo anno scolastico, vecchi problemi, ne parliamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Dunque l'11 settembre al via la scuola per gli studenti della Marca Trevigiana, ma per i ragazzi dell'ITIS Galilei di Conegliano sarà una giornata particolare. Insieme a insegnanti e personale ATA e ai loro genitori sono intenzionati a bloccare la Pontebana. Guardiamo perché. Faremo un brevissimo corteo lungo la via Alessandro Volta e andremo ad occupare la statale Pontebana, mezza carreggiata. Studenti, genitori, professori e personale ATA dell'ITIS Galilei di Conegliano mercoledì 11 settembre, primo giorno di scuola, scenderanno in strada per protestare contro lo stato in cui versa l'istituto. Siamo sicuramente preoccupati e scoraggiati per il fatto che sono passati tanti mesi e poco si è fatto. La provincia secondo noi doveva mettere in atto molte più strategie di adeguamento. Quello che noi chiediamo è la sicurezza dei nostri ragazzi a partire dall'11 settembre. Qualcosa è stato fatto, spiegano le famiglie, ma non è abbastanza. Con dei lavori necessari e promessi dalla provincia parzialmente portati a termine, infatti il dirigente si trova costretto a chiudere 2 aule che sono l'aula di disegno e l'aula di fisica proprio perché ritenute non sicure. A questo si aggiunge l'interdizione del corpo centrale dal giugno 2018 quando un guasto al boiler causò l'allagamento della scuola con conseguenti danni al solaio. La chiusura non solo ha costretto a spostare aule e uffici altrove ma ha creato anche disagi nell'organizzazione. Era l'accesso principale ed agevole soprattutto perché è molto ampio. Ora i ragazzi e tutto il personale deve entrare in un accesso secondario e il dirigente si è trovato costretto a sfalsare gli orari di uscita per non far assembrare troppe persone nello stesso momento. Ma questo non è stato l'unico crollo registrato all'ITIS Galilei. A fine maggio è proprio accaduto questo, cioè una parte di calcinaccio in un passaggio dal cortile alle aule è caduta e solo un caso, solo la fortuna ha voluto che nessuno passasse in quel momento, però se dobbiamo attendere che succeda qualcosa non lo so. Quest'ultimo crollo è stato ripristinato in tempi brevi, ma facendo un giro tra corridoi, aule e laboratori ci si rende conto della situazione. Crepe, infiltrazioni, pezzi di calcinacci che si staccano. I genitori ieri sera si sono riuniti in assemblea e hanno deciso di scendere in strada. Allora sentiamo le parole del Presidente della Provincia, Stefano Marcon, chiamato in causa proprio dagli insegnanti. Sentite cosa dice in questa telefonata. La Provincia ha messo in pista degli interventi d'urgenza che vedranno il Galileo Galilei essere oggetto di interventi di messa in sicurezza a partire, insomma, mi dicono che il bando di gara è in corso e ci vorranno ancora 3 settimane. Consentiranno di mettere in sicurezza anche la struttura. Oggi è chiusa perché quell'allagamento lì ha evidenziato delle carenze strutturali.
entro la fine dell'anno saranno risolte le carenze strutturali, poi bisogna fare le opere di rimessa in pristino, di pavimenti, intonsi, quelle cose lì sui quali stiamo lavorando, e verosimilmente io credo che l'ala sarà agibile per il mese di febbraio. Prendiamoci un po' di tempo in più. Abbiamo intercettato fondi per circa 6 milioni per l'ampliamento e l'adeguamento sismico del Galileo Galilei, tutte cose di cui il dirigente scolastico è edotto in virtù di un incontro che abbiamo fatto prima delle ferie, così come ne avevo fatto uno con i genitori. Posso capire che le aspettative fossero che la cosa rientrasse in tempi più brevi, ma purtroppo così funziona con la burocrazia. Abbiamo delle procedure da rispettare e le stiamo rispettando. Ai genitori e agli studenti dico: attenzione, non è una situazione tra le migliori, ma è comunque in sicurezza, e così è certificato dai nostri tecnici. Dico di pazientare ancora un po'. Non abbiamo chiuso alcuna scuola in provincia di Treviso, indipendentemente dal fatto che non vi fossero le risorse necessarie. Oggi questo è il picco in negativo di quella riforma che vede interessate le province, che ha visto interessate le province. Adesso l'indignazione a Paderno del Grappa per un raid vandalico che ha colpito la statua di marmo raffigurante un alpino nella piazzetta comunale. A denunciare l'increscioso fatto il gruppo Alpini di Paderno. Per ironia della sorte, a scoprire la malefatta è stato proprio Luigi Cittona, autore della scultura che con la moglie passava di lì per caso. I vandali hanno strappato il tricolore e l'hanno stracciato, l'hanno messo al collo dell'alpino come una sciarpa. Immediata la denuncia ai carabinieri e la segnalazione al sindaco di Paderno del Grappa. Adesso invece a Carmignano di Brenta, nel Padovano, il salvataggio di un cagnolino. Bloccato per ore in una canaletta di Scolo, un bellissimo esemplare di pastore cecoslovacco è stato salvato grazie ad alcuni operai che, mentre erano al lavoro all'interno di una cartiera di Carmignano di Brenta, hanno sentito i suoi ululati disperati. I dipendenti si sono accorti che in uno dei fossati che attingono l'acqua dal canale a servizio dell'impianto c'era un cane bloccato, e così hanno allertato i vigili del fuoco, che hanno subito salvato Nazca, un pastore cecoslovacco femmina di 7 anni. I pompieri arrivati da Cittadella hanno notato che l'animale era riuscito a ripararsi sopra un piccolo cordolo di cemento in fondo ad un tunnel. Alcuni operatori, indossate le mute, sono entrati nella canaletta dove c'era circa mezzo metro di acqua, raggiungendo il pastore cecoslovacco, che si è fatto prendere in braccio per essere portato fuori. L'animale spaventato è stato portato all'aperto, dove è stato asciugato e curato fino all'arrivo dei veterinari. Dopo la lettura del CIP sono arrivati sul posto anche i legittimi proprietari, che hanno riabbracciato la matta Nazca. Andiamo in chiusura, lo dico d'antenna, le segnalazioni per problemi di servizi, ecco le 3 modalità come sempre per contattarci: redazione @antena3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per sms e WhatsApp. Adesso la programmazione, fra pochissimo ore 13. Parliamo di consumi e di consumatori consapevoli o ci facciamo influenzare? Ne parliamo con Fabio Donà, direttore marketing a Spiag, Alberto Lanzavecchia, docente di economia all'Università di Padova, e Massimo Bustreo, psicologo dei consumi. Questa sera poi a 20:10 ospite di Ferdinando Avarino, Mario Conte, il sindaco di Treviso, quindi parleremo di Treviso, della città, ma insomma anche un po' di politica. E poi alle 21:15, come già vi abbiamo detto nel corso del nostro telegiornale, una puntata speciale di Ringa alle 21:15 con il governatore Luca Zaia, e quindi l'autonomia, viste anche le novità di oggi, un po' le parole del Premier Conte, del Ministro Boccia, autonomia, sanità, grandi opere, Olimpiadi, le regionali 2020, insomma una puntata a tutto campo con il governatore Zaia alle 21:15. Adesso vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana dal nostro territorio, la settimana inizierà dunque all'insegna di un tempo più stabile e soleggiato, ma vediamo il dettaglio di lunedì 9 settembre. Sul Veneto sarà asciutto dappertutto, il sole tornerà, come vediamo, ad essere protagonista. Il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso un po' dappertutto.
Temperature in nuovo lieve aumento, minime comprese tra i 9 e i 14 gradi, massime tra i 20 e i 23 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo qualche residuo piovasco al mattino, ma poi sarà soleggiato ovunque e il cielo si presenterà al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra gli 11 e i 16 gradi, massime sui 21 gradi circa. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, residui piovaschi al mattino sui confini alpini ma in rapido esaurimento, tanto sole invece come vediamo sui restanti settori. Temperature minime sugli 11 gradi, massime sui 24 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci!